Due percorsi da 30 e 95 km lungo tutta la Valbelluna da Belluno a Feltre tra destra e sinistra Piave. La prima edizione della Vigna Ronda è pronta a raccogliere l'eredità della Villa Ronda, stesso spirito, diverso oggetto, dalla scoperta delle ville venete bellunesi a quella dei vigneti resistenti, denominatore comune uno scenario unico e l'organizzazione di Valbelluna Bike. Facendo questo giro ho pensato che poteva essere molto interessante farlo anche passando attraverso i vitigni resistenti, con alcuni obiettivi. Uno, quello di far conoscere le viti resistenti che moltissimi ancora non conoscono, anche diffondere un po' questo turismo lento fatto attraverso la bicicletta. Una manifestazione quindi che vuole coniugare turismo, ambiente e una conoscenza sostenibile delle realtà e delle ricchezze enogastronomiche del territorio bellunese. L'evento in calendario domenica 17 luglio prevede due diversi percorsi ad anello con partenza e arrivo da Zottier di Mel, una passeggiata dedicata alle famiglie e un tracciato più lungo per i biker più esperti. Per tutti tappe nelle aziende agricole che coltivano vitigni resistenti con degustazioni e cicchetti con prodotti rigorosamente a chilometro zero. È una grande opportunità sia per il pubblico, per vedere delle aziende che probabilmente non sarebbero spesso aperte o dei vitigni che non sarebbero transitabili, sia per i vignaioli per far conoscere il proprio prodotto, che è un prodotto spesso o quasi nel 90% dei casi di nicchia. Quella dei vigneti resistenti è un'agricoltura nuova per il territorio bellunese, ma che si sta sviluppando rapidamente. A 7 anni dalla nascita di Piwi Veneto, l'associazione Natamel, che raccoglie i viticoltori resistenti della regione, sono già oltre una ventina gli associati in provincia di Belluno, vigneti particolarmente resistenti alle malattie, quindi con un alto livello di sostenibilità. Questo tipo di viticoltura sostenibile con l'impianto di varietà resistenti è sicuramente un segnale positivo dal punto di vista dell'ecologia, della sostenibilità. Queste viti sono state studiate fin dagli anni 60 a Friburgo per essere naturalmente resistenti alle malattie. Questo permette di effettuare molti meno trattamenti, quindi non solo l'incidenza inferiore dell'utilizzo di fitosanitari, ma anche minori passaggi con i trattori nei vigneti, quindi meno consumo di gasolio, meno compattamento del terreno, quindi sostenibilità a tutto tondo.